Grande spazio in questi 3 giorni di dibattito scientifico al tema dei GIST, dei sarcomi, dei tumori rari. Ne parliamo con Antonella Brunello, autorevolissimo membro del direttivo nazionale AIOM e responsabile della rete sarcomi della Oncologia Medica 1 dello IOV. Quali le novità? Beh, allora intanto grazie per aver dedicato del tempo anche ai tumori rari che sappiamo che sono rari, ma in realtà sono rari singolarmente, ma presi complessivamente sono una quota rilevante delle patologie neoplastiche che vediamo in Italia, sono circa un quinto dei tumori, quindi in realtà non hanno niente da invidiare in quanto a impatto in termini di volume e di killer. Il grosso problema è che appunto sono rari singolarmente, quindi richiedono determinate expertise e capacità di gestione. In questo forse una delle novità è che, devo essere sincera, sono felice sia stata anche accolta dalla Giunta e dal nostro direttivo, è stato di inserire un momento di confronto proprio in relazione alla nuova rete nazionale tumori rari che ci sarà appunto domattina in questo convegno, a cui sono invitati tutti coloro che in qualche modo affrontano queste neoplasie rare. Quest'anno sono state aggiornate anche le linee guida proprio sui sarcomi e i GIST, che sono una delle quote prevalenti di tumori rari e una delle quali una tra le, diciamo, principali che sono state anche affrontate all'interno della rete nazionale tumori rari. Ci aspettiamo, diciamo, molta condivisione, anche perché sappiamo quanto importante sia la condivisione in rete per patologie delle quali ciascuno fa fatica ad avere ampia competenza, e di qui la necessità proprio di condividere in rete. Saranno tanti passetti da fare perché diciamo, è molto da costruire, ma a noi le sfide A piacciono. noi le figlie piacciono. Ha tutto vantaggio per i pazienti, lo dicevi prima, un numero importante, perché un quinto dell'intero casistica dei tumori in Certo. Italia è dedicato ai tumori rari. Sta crescendo cultura e sensibilizzazione anche fra i tuoi colleghi o c'è ancora molto lavoro da fare? No, devo dire che la cultura sta crescendo e sono contenta quantomeno di vedere che anche a livello delle singole realtà regionali si stiano facendo dei passi verso la condivisione. Sappiamo bene che la nazione è costituita da tante regioni, ciascuna che va avanti al suo passo. La Lombardia, come sempre è stata capofila. Anche il Veneto, nel quale io opero, proprio recentissimamente quest'estate ha deliberato il coordinamento regionale della rete tumori rari, e speriamo che tante altre regioni seguano a ruota, in quanto appunto un coordinamento nazionale prevede necessariamente che ci sia un coordinamento a livello regionale, e contiamo molto appunto sulla condivisione tra Stato e regioni anche in termini di rete tumori rari.